Il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, ha interrogato insieme ai poliziotti della squadra mobile i 3 superstiti della strage di migranti accaduta venerdì al largo della Libia. Il magistrato sta adesso valutando, insieme alla collega Cecilia Bavarelli e al procuratore Luigi Patronaggio, le ipotesi di reato, comunque contro ignoti: omicidio volontario plurimo oppure omicidio colposo plurimo, oltre al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I 3 superstiti hanno raccontato di aver pagato una somma di denaro per la traversata ad un gruppo di trafficanti libici. Il loro racconto è stato molto preciso ed hanno confermato che sull'imbarcazione erano in 120. Fra loro anche 3 bambini, di cui uno di pochi mesi, annegato insieme alla madre. I soccorsi delle autorità italiane sono arrivati quando gli altri migranti erano già dispersi. Ricordiamo che il gommone, partito giovedì notte da Garabulli dopo 10-11 ore di navigazione, avrebbe cominciato a sgonfiarsi per poi affondare. I 3 superstiti dicono di essere rimasti in acqua prima dell'arrivo dell'aereo della Marina che ha lanciato loro le 2 zattere. Durissime le dichiarazioni dei responsabili delle ONG. Le persone rischiano di affogare in un Mediterraneo svuotato, nessun programma europeo di salvataggio. Con l'estromissione delle navi delle ONG e il progressivo ingaggio della Guardia Costiera libica, il Mediterraneo è ormai sguarnito. Il naufragio di questi primi giorni del 2019 non è una disgrazia, ma un crimine europeo.